Buon pomeriggio amici di Sportisili, un saluto da Marco Genduso qui per commentarvi il big match della 11ª giornata di campionato Juniores Under 19 che vedrà affrontarsi Athletic Club Palermo e San Giorgio Piana. Le due squadre sono già schierate al centro del campo con la posta in palio che è veramente altissima. Tanto dovrebbe essere un minuto di silenzio al momento. Termina anche il minuto di silenzio. Noi partiamo invece con le nostre amate statistiche, perché queste due formazioni, abbiamo detto già in precedenza che oggi si tratta di un big match vero e proprio, perché da una parte i padroni di casa sono al momento al terzo posto con 23 punti conquistati contro i 28 del San Giorgio Piana, che invece si trova alla prima posizione. Entrambe le squadre poi al momento hanno un andamento in casa e in trasferta che è perfetto, perché l'Athletic non ha mai perso dentro questo campo, 4 vittorie su 4 al momento, dunque 12 punti su 12 disponibili sono stati conquistati in casa. Dall'altra parte il San Giorgio Piana in trasferta ha fatto anche qui bottino pieno, parliamo infatti di 5 vittorie su 5 nelle trasferte che hanno visto la squadra impegnata. Vediamo qui i ragazzi in maglia bianca caricarsi con i propri compagni. Adesso parleremo anche del setto tattico. Vediamo intanto dove si andranno a schierare. Sembrerebbe dalla parte, dunque da destra verso sinistra, con tra i pali di Martino. Nel frattempo noi vi mostriamo il nostro scoreboard con il risultato. Poi chiaramente, come diciamo sempre, il cronometro partirà dall'istante in cui ci sarà il primo tocco, dunque la palla potrà rotolare e sarà del San Giorgio Piana, dunque, che partirà con il possesso, con Luca Furnari sul pallone al momento. Si guarda il direttore di gara, inizia anche la sfida con il primo tocco per il San Giorgio Piana, che va subito lungo dalle parti con le Porcelli, cerca di lanciare, fa buona guardia nel frattempo Arcoleo, qui poi allontana anche con l'aiuto di Lanza. Dunque diciamo l'assetto tattico dell'Athletic Club Palermo, che tra i pali c'è ormai Di Martino, poi sulla sinistra vediamo La Rosa, sulla destra Lanza, centrale invece Martino e Fiore, che sono una coppia difensiva ormai ben collaudata, con anche tanta importanza nei colpi di testa in zona offensiva. Per loro già diversi gol quest'anno, oltre chiaramente imporsi in fase difensiva. Poi a centrocampo vediamo Arcoleo e Viola che agiranno come i due mediani. Poi Clemente, la sua posizione, come la diciamo sempre in ogni nostra diretta, è una seconda punta, più seconda punta che trequartista. Poi in attacco vediamo Caruso, che infatti lotta con la maglia numero 9, sull'esterno invece D'Amico, sulla fascia sinistra, e sulla destra invece Alberto Alessi. Queste sono le scelte di mister Clemente oggi, che ha deciso di puntare su questi 11 per questo big match, ma non sarà l'unico big match in tempi diciamo recenti, vicini, per l'Athletic Club Palermo, perché settimana prossima, sempre sui canali di Sportisili, la sfida contro la Parmoval, sempre qui in casa al Calcio Sicilia. Dunque grande calcio anche per ragazzi dell'Under 19, che avranno questi due match importanti contro la prima e contro la seconda, e chiaramente cercheranno di fare il massimo bottino. Tanto sarà calcio d'angolo con San Giorgio Piana che cerca di girarsi per poi crossare, poi pallone che viene direttamente regalato in rimessa laterale. Dunque si ricomincia con la squadra ospite in possesso della palla, cerca di allontanare Viola, qui la controlla, poi la porta lontano, cerca il tocco a liberare D'Amico, ma l'ultimo tocco è proprio del suo avversario. Dunque rimessa laterale dopo 2 minuti di gioco. Squadre che cercano di studiarsi al momento, ma è anche normale. E tanto sbaglia qui il retropassaggio all'indietro, poi D'Amico cambia tutto per Alessi, che può agganciare il pallone, lo trova, poi cerca la sua posizione di compagni, arriva il tacco da parte di Alessi a liberare qui Arcoleo in mezzo a due maglie nere, non riesce ad avere la meglio, poi invece ad avere la meglio è Manno, capitano Gabriel Manno, che qui però si complica tanto la vita, va anche a pressare ma sbaglia tutto, e dunque possesso nuovamente per Martino. Cambia gioco, D'Amico, buona aggancio con il sinistro, c'è la posizione di La Rosa, vuole il destro, vuole puntare, poi cerca il compagno al centro, allontana invece senza
va a dare allo stile il difensore, poi Fiore qui in colpo di testa, dunque si trattava di Sottile in quel caso a liberare la giocata. Era una buona azione quella tentata dal Athletic Club Palermo, che non ha paura di affrontare una squadra che al momento, dati alla mano, si tratta della seconda squadra ad aver subito meno gol, soltanto 6 subiti, meglio ha fatto soltanto la Parma, un Val con 5, che oggi è impegnata alle ore 15:30. Intanto Alessi recupera un altro buon pallone, Alessi sul sinistro potrebbe cercare la porta, poi cerca invece un passaggio in mezzo con l'inserimento di D'Amico, ma è stata buona la chiusura di Sottile, poi chiude ancora la difesa e poi palla gettata in avanti a cercare lo scatto da parte di Zummo sul tentativo di Argento, ma va comunque chiuso Lanza, che è sempre uno dei più giovani in campo anche oggi. Dunque sarà rimessa con le mani sempre Lanza sul punto di battuta. Vediamo un assetto quasi attacco a 2 per il San Giorgio Piana. Adesso cerchiamo di capire come sono schierati meglio. Intanto Zerkun a lungo, rischia tanto sulla pressione di Caruso, poi la Rosa tiene un po' Furnari, rischia tanto, poi con il fisico alla meglio cerca ancora una volta di andare in giocata solitaria, la Rosa lo stende, dunque fallo su Scalisi, vice capitano di questa formazione, tra l'altro fallo di La Rosa, che ha cercato di fermarlo prima con le buone e poi con le cattive, sgambettato, e dunque calcio di punizione. Rosario davanti. Sarà quindi calcio di punizione, può essere una buona occasione per il San Giorgio Piana, che si affaccia dalle parti di Di Martino, che vede al momento 2 calciatori in barriera. Adesso Viola e D'Amico dovrebbero infatti andare leggermente più indietro, infatti si posizionano lì. Sul punto di battuta dovrebbe essere Furnari, che infatti va con il sinistro in mezzo a cercare i compagni, colpo di testa da parte di Labate, non riesce però ad agganciarla bene, dunque Lanza poi fa buona guardia rubando anche il pallone al suo diretto avversario e rischia tanto in realtà. Con Martino che invece rilascia dalle parti di Di Martino. Buona. Vieni su piede, troppo basso. Martino a lungo, pressione ottima da parte di Labate, poi Zummo si autolancia sulla fascia sinistra, vuole rientrare, lo salta ancora Zummo con il destro direttamente sul primo palo, ma soprattutto direttamente tra le braccia di Di Martino, che blocca senza problemi la prima occasione da gol al minuto 5 di gioco. Fiore cerca D'Amico, l'aggancia a seguire, poi lotta con il suo avversario, alla meglio D'Amico, è scivolata sul pallone e poi Viola qui lotta tantissimo, il contrasto decisissimo del numero 8 che era riuscito anche a riconquistare il pallone su Causa, poi va giù, fallo sull'Abate, calcio di punizione. Sarà dunque calcio di punizione, sempre Furnari con il suo sinistro, potrà trovare i compagni in mezzo. Sicuramente vediamo dentro l'area di rigore i compagni come Porcelli, che potrebbe essere una soluzione di testa. Poi chiaramente c'è anche Zummo più largo, poi Scalisi in mezzo. Furnari cerca i compagni, palla che passa, poi Manno, e ottima chiusura di La Rosa, che al compagno il pallone fino in rimessa laterale, evita anche il calcio d'angolo, quindi comunque ha cercato di concedere il meno possibile. Qui c'è anche riuscito il terzino, maglia numero 3 per lui. Sarà comunque possesso per il San Giorgio Piano, allontana D'Amico che vuole sulla velocità Caruso che insegue il pallone, c'è in vantaggio però Argento che poi non fa nemmeno rimbalzare la sfera, l'allontana il più possibile, poi la batte e va sul pallone, Martino in anticipo, però anzi sì, fuori gioco, dunque sembrava effettivamente fosse partito in anticipo l'attaccante, e così è stato infatti. Comunque l'Abate gioca come attaccante, mentre Furnari un po' come seconda punta, quasi un modulo speculare in realtà quello dell'Athletic Club Palermo. Caruso di testa, non la controlla, allontana poi la difesa. Caruso esce sottile, va dalle parti invece di Argento, cambia tutto. Arcoleo alza bene la testa e allarga sulla Rosa che può arrivarci, ci arriva effettivamente, ma soltanto per qualche istante, perché il pallone poi termina in out, dunque
sarà rimessa tra per il San Giorgio Piana, che può ripartire con le mani, con Causa. Chiama il pallone Scalisi, ben marcato dalla Rosa, si va infatti da Furnari, anticipa anche Viola, poi Arcoleo, mette tutti d'accordo, Arcoleo con la punta, cerca un passaggio dalle parti di Caruso che si era fermato, c'era anche D'Amico in realtà che poteva intervenire da quelle parti. Tricoli, sottile, Argento, scende Manno a dare una soluzione, ma lui va dall'altra parte da Furnari, fa un ottimo aggancio, poi rientra molto elegante, tallonato qui da D'Amico, poi Scalisi vuole girarsi, punta la Rosa, c'è anche il raddoppio di Viola, poi l'ultimo tocco di La Rosa, dunque ancora rimessa laterale, ma era molto aperta. Effettivamente prima contro terza non poteva essere altrimenti tra queste due formazioni. C'è anche tanto sole oggi in campo al Calcio Sicilia, che terrà compagnia e farà da sfondo in questo match. Intanto casca giù Porcelli, chiedeva forse un calcio di rigore, ma sembrava effettivamente non potesse esserci nulla. Difatti il diritto di gara ha fatto continuare immediatamente. Al momento in questi 9 minuti entrambe le squadre stanno cercando di imporre il proprio gioco quasi a turno, una partita a scacchi tra i due tecnici, con sotto che però è sempre di 0-0. Intanto lotta dei due capitani, poi Caruso fa buona guardia, Caruso grande qui il suo lavoro, poi sbaglia l'ultimo dribbling, forse è il più semplice, l'anticipo di La Rosa, sempre molto puntuale in questo tipo di occasioni. Clemente cambia gioco per Alessi, poi arriva il colpo di testa di Argento a liberare, palla che rimane ancora lì, Alessi la controlla, vuole andare sul destro, non è il suo piede ma lo fa benissimo, Alessi ancora, salta tutti, Alessi, e palla che termina fuori, esterno della rete, ma c'è stata anche una deviazione, ma che azione di Alberto Alessi. È stata un'azione colossale, arrivano infatti anche gli applausi per il numero 11 da parte del tecnico, si complimenta per l'occasione creata, effettivamente l'aveva ben fatta qui, era rientrato sul destro che non era il suo piede per poi invece andare sul mancino. Cross di Clemente tagliato e Martino esce questi non riescono a colpire, poi arriva invece Caruso e pallone salvato sulla linea, ma gol ancora sfiorato per la T di Club Palermo, in questo caso testa di Martino e Fiore, che sono andati entrambi a botta sicura sul pallone ma non l'hanno trovato, sono semplicemente scontrati i due e dunque gara che rimane sempre sullo 0-0. La Rosa allontana di testa, palla che rimane ancora lì con il tentativo di D'Amico, poi Alessi, poi Manno invece mette una pezza, si rischia tanto e c'è anche un po' di paura per il San Giorgio Piana che allontana la sfera. Poi Clemente, in posizione difensore, casca giù, calcio di punizione, il fallo di Clemente, poi palla di testa su Zerkun, ma il gioco era già fermo. Si riparte dunque dal basso con Tricoli che cerca un compagno, va invece lungo a servire l'Abate, poi viene chiuso da Martino, fa una buonissima chiusura. Ottimo l'intervento di Martino, detto dalle parti di Fiore ad aiutarlo, infatti il raddoppio è stato perfetto, dunque minuto 11 di gioco, rimessa laterale per il San Giorgio Piana, però l'azione più importante è stata quella decisamente dell'Athletic. C'è stata una deviazione sul tiro di Alessi, non siamo sicuri che l'abbia toccato il portiere, ma una deviazione comunque c'è stata. Poi Porcelli cerca il secondo palo, allontana di testa la difesa, Clemente con l'esterno, palla geniale per il compagno, chiude invece sottile di testa, poi Manno sbaglia anche lui, poi salta, bravissimo qui Arcoleo, Alessi, palla ancora su Arcoleo che va centralmente, Arcoleo con la punta, ha provato a servire il compagno, poi è rimasto giù un calciatore, si tratta di Porcelli, fallo di Mattia Clemente, l'altro numero 10 della partita, e dunque calcio di punizione, ma momento ottimo dell'Atletico. Sarà dunque calcio di punizione battuto rapidamente con Sottile verso Tricoli, c'è largo Causa, lui invece va da Argento che qui, anzi no, da Porcelli che cambia gioco male, però cerca di Zummo. Lanza aveva fatto una buona marcatura preventiva, effettivamente era andato anche, aveva accorciato bene sul suo avversario, l'ha indotto anche in errore. Nel momento in questi primi 12 minuti forse tanto palla per D'Amico, regolare D'Amico, salta il portiere, poi il tocco e in porta, dunque anzi dentro l'area di rigore, dunque nessun fallo
Qui D'Amico aveva provato il tocco morbido per saltare il portiere, ma si è salvata ancora il San Giorgio Piana. L'Abate scarica su Scalisi che cerca il gioco solitario, l'Abate ancora, può calciare, le finte, raddoppio, poi viola, super viola, ed è fallo da dietro, ed è cartellino giallo per l'Abate. Brutto fallo qui su Viola, che aveva recuperato un grande pallone, ma non è nemmeno il primo che recupera oggi. Comunque in tutto il campionato un giocatore che ha una grandissima qualità nel recuperare questo tipo di palloni, fatto vedere anche oggi. Sarà dunque calcio di punizione con la Rosa che però lascia lì a Fiore. Sistema il pallone il difensore, maglia numero 6 per lui. C'è vicino Viola, ma potrebbe andare lungo, vediamo. Invece no, sceglie la soluzione più facile, Viola. Martino, può impostare lui, rilancio ancora dalle parti di D'Amico, poi va direttamente sulla Rosa e colpo di testa ottimo da parte del difensore. Si trattava di causa. Sarà quindi rimessa laterale con la Rosa che va lungo in mezzo, cerca la deviazione, non arriva nessuno, poi sbuca D'Amico sul colpo di testa tentato da Alessi, che questa posizione sta veramente mettendo tanta difficoltà al San Giorgio Piana, perché parte come esterno ma poi è quasi una punta aggiunta, e credo che l'allenatore l'abbia impostata anche così, perché non è un caso che Alessi è sempre molto cercato. Sbaglia il passaggio, Viola la tocca ma favorisce soltanto l'Abate, poi Martino chiude in anticipo, addirittura allontana, forse la poteva anche giocare in realtà qui Martino, non se l'è sentita, ha preferito gettare la palla fuori, c'era probabilmente anche il modo di tornare dietro, ma non ha voluto rischiare qui il centrale. La rimessa di Argento a cercare le torri in mezzo, allontana Martino molto bene, poi rincorre il pallone D'Amico, non riesce, causa, esce la Rosa in pressione, cross in mezzo, allontana anche Fiore e favorisce l'aggancio di Mattia Clemente, delizioso qui, poi prova il rilancio subito verso l'est, chiuso da Argento dunque si riparte con Zummo che può puntare l'uomo, Zummo rientra, lo fronteggia Arcoleo, lo vuole fare passare, poi ancora Zummo sul sinistro, poi la scivolata di Lanza, commette però fallo il numero 2, dunque calcio di punizione, avuto 15 di gioco, 0-0 il risultato. Altra occasione per il San Giorgio Piana, però ai punti al momento è gara quasi interamente dominata dall'Athletic, che ha avuto diverse occasioni in zona gol per poter colpire, poi chiaramente tra un po' di sfortuna e un po' di imprecisione non hanno permesso di andare in vantaggio, ma è sicuramente un inizio molto coraggioso contro la capolista di questo campionato. Ricordiamo infatti come il San Giorgio Piana sia prima a 28 punti. Tanto calcio di punizione, battuto male però, troppo sul secondo palo, questa battuta da parte di Porcelli, che aveva tentato un pallone morbido ma forse lo è stato un po' troppo. Martino, rilancio lungo, non la tocca Caruso, poi ancora una volta Lanza, la tocca a Alessi, sempre molto attivo, salta l'uomo Alberto Alessi, poi in mezzo a due chiede un intervento irregolare, però non è stato dettato dal direttore di gara, poi la finta di Porcelli, rimessa laterale. Samu, non la forzare, Samu, gioca! Argento, che è competenza di Manno, poi la controlla con il petto, esce fuori, sguscia via, poi Scalisi allontana invece la Rosa, è molto bravo a non badare allo stile ma allontanare questo pallone, poi lottano Caruso con Sottile, l'ultimo tocco è di Sottile, dunque rimessa laterale per l'Athletic Club Palermo, minuto 17. Lanza sul pallone, c'è dietro Martino, poi anche Arcoleo al centro, lui invece decide di andare dalle parti di Caruso, lottano i due, poi si riparte con Furnari che va giù, fallo questa volta di Arcoleo, calcio di punizione. Giorgio Piana che sta cercando di riprendere e rimettere insieme i pezzi che
al momento non stanno funzionando in questa partita per la capolista. Allunga qui sottile direttamente dalle parti di Cesare Di Martino, che blocca facilmente. Altra azione sprecata però per il San Giorgio Piana, che non sembra in partita quest'oggi. La Rosa la tocca, poi Scalisi, ma poi è ancora in campo con D'Amico che ci crede, si appoggia Caruso, molto bene Clemente, Magia, aggancia a seguire Alessi, va della porta, Alessi! Cosa hanno fatto? Cosa hanno fatto? Vantaggio dell'Atletic, Alberto Alessi, magia assoluta però di Mattia Clemente che esulta con tutta la panchina. Un abbraccio bellissimo, ma che gol hanno fatto! D'Amico ci ha creduto fino all'ultimo, poi sono i compagni, sponda di Caruso e vantaggio 1-0 il risultato. Stavamo effettivamente commentando una gara praticamente quasi dominata dall'Athletic contro la capolista e va al momento in vantaggio con ampio merito. Minuto 18, 1-0 il risultato ed è il settimo gol subito in campionato per il San Giorgio Piana, che fino ad oggi ne aveva subiti soltanto 6. Adesso invece deve trovarsi di fronte a una situazione nella quale non si è trovata molte volte quest'anno, visto che al momento, anche in trasferta, al momento ha fatto 5 su 5, ma la legge del campo di casa dell'Athletic Club Palermo è altrettanto forte, perché 4 vittorie su 4 fino ad oggi. Manno cerca di rientrare, poi Martino allontana ancora dalle parti di Caruso che può arrivarci, è più veloce, lotta con il difensore, ha la meglio su Triccoli, poi Caruso può rientrare, Caruso sul destro può calciare, poi va giù contro Furnari, ma si continua per il diritto di gara, con qualche dubbio. Zummo, il controllo, poi lo insegue Arcoleo, ma c'è anche Lanza che poi fa una buona chiusura 2 volte, poi Arcoleo giganteggia a centrocampo, casca giù, calcio di punizione, 1-19. Fiore finta di servire la Rosa e va invece dal compagno di reparto Martino. Lanza, la scivolata, Martino getta il pallone lontano, mette una pezza poi sottile con Martino che lascia al portiere, ma anche con le mani attentamente. Martino sempre per Fiore, cercano di impostare quasi sempre dal basso. La Rosa le finte rischiando tanto, ma fa una buona giocata, poi il rilancio per Caruso, questa volta pizzicato in posizione di fuorigioco, c'è qualche lamentela. Caruso non protesta nemmeno, però anche qui Clemente invece a dire qualcosa al direttore di gara, probabilmente Porcelli si appoggia centralmente, poi Furnari per Manno, Martino ancora in anticipo, che partita come sempre del centrale, poi lo scontro al centrocampo, Viola con la punta cerca di allontanare il più possibile, rimessa laterale però gioco è fermo però perché è rimasto giù un giocatore, si tratta di Furnari, rimasto giù, minuto 21 di gioco, piccolo momento di pausa. Però si è rialzato Furnari, dunque tutto ok, fortunatamente per il numero 7, uno dei più attivi in realtà dei suoi. Nel frattempo si riscalda un giocatore, la panchina del San Giorgio Piana, forse qualcosa non è piaciuto, intanto Scalisi si porta il pallone fuori, dunque rimessa. Metti un po' di personalità, capito? Vai sciacquata la faccia, povera che c'è sei. La Rosa a lungo di testa, poi Caruso cerca il duello aereo con Porcelli,
La Rosa prova ad appoggiarsi su Caruso, sempre un buon lavoro, qui però la meglio Causa, al centrocampo, Arcoleo lancia per Clemente che può arrivarci, lo fa, rientra Clemente, finta contro finta, ancora Clemente si appoggia a Alessi che addirittura è arrivato sulla sinistra, poi rientra molto bene, cerca con i compagni, con una trivela addirittura, poi Arcoleo. Va bene, ancora Samuele. Martino allunga moltissimo per D'Amico, aggancio delizioso, D'Amico sul destro può calciare, si appoggia, poi Alessi con il destro calcia, non è preciso come prima, non è il suo piede, però fa sempre bene a provarci il numero 11. Frattempo è pronto un cambio, attenzione, dopo soltanto 23 minuti arriva un cambio, perché adesso esce Argento con la maglia numero 2, entra invece Matranga con la 15, cambio un po' strano perché 24 minuti, con Manno che si schiera come terzino sinistro, quindi va a prendere lui la posizione del compagno appena uscito, invece Matranga va a centrocampo con Porcelli che invece gioca da vertice basso, che era la posizione di Manno. Dunque qualcosa è cambiata, chissà che magari non sia forse anche un cambio di modulo, perché al momento sembra confermata di 6-4, però forse potremmo verificare qualcosa di diverso. Intanto Tricoli va lungo, cercare i compagni, trova invece Fiore, poi Porcelli la batte, lotta con Viola, questa sfida numeri 8, poi va giù in ritardo Viola, chiede subito scusa infatti al suo avversario, vediamo se arriva anche un cartellino, non era un fallo cattivo però. Arbitro il nome, guarda! Sarà calcio di punizione, sul punto di battuta vediamo come sempre Furnari che con il suo sinistro ha già battuto diversi calci piazzati, però senza mai trovare la soluzione corretta. Adesso è un po' stanco, un po' sulle gambe il numero 7, ha preso forse qualche colpo di troppo magari. Nel frattempo Di Martino sta sistemando la barriera con bene 4 uomini, vediamo Viola infatti largo in barriera all'estremo. Sarà calcio di punizione, Porcelli va a lui e poi la palla di Di Martino, palla che rimane lì e la riesce anche a bloccare Di Martino. Che parata grande qui il suo intervento sulla conclusione improvvisa di Porcelli. Martino allunga il pallone, buca l'intervento del giocatore, poi scontro con Clemente, si continua, Arcoleo la tocca, poi di testa è entrato Matranga, rovesciata di Viola, poi D'Amico con la testa per la velocità di Caruso che può prendere il tempo ma non riesce, poi Tricoli con tanta attenzione, Porcelli si appoggia, Furnari cerca il tocco centrale, poi Fiore allontana. Troppo facile la prendo. Poi si continua, Furnari casca giù ed è calcio di rigore per il San Giorgio Piana. Furnari era entrato dentro l'area di rigore, poi il contrasto e tiro dal dischetto dunque per il San Giorgio Piana che ha la possibilità di tornare in partita e lo può fare con il suo giocatore più importante, il miglior marcatore di questa stagione, ovvero l'Abate. Abate contro Di Martino, vediamo come calcerà, se cercherà la potenza o magari la precisione. Il numero 8, rincorsa molto corta, in realtà sta sistemando ancora il pallone. Sta guardando attentamente il portiere l'Abate, poi sistema ancora il pallone, lo tocca nuovamente. C'è tanta speranza negli occhi dei tifosi dell'Athletic Club Palermo per questo calcio di rigore, minuto 27, stava crescendo effettivamente San Giorgio Piana, ma c'è stato anche un dominio dell'Athletic.
Poi dietro di gara che fa ancora aggiustare la posizione del pallone e Manno qui da capitano a chiedere qualcosa. Ballabate, poi calcia la parete di Martino, l'ha preso Di Martino, minuto 27, un episodio importantissimo in questa partita, il rigore parato dal portiere che non si fa spiazzare e blocca abilmente la sfera. Rimane dunque con il risultato di 1-0 e Di Martino va lungo a cercare le torri, poi Viola non ci arriva, lotta anche Clemente che sbraccia un po'. Infatti qua un po' rischiato. Poi Tricoli sul punto di battuta, Matranga la porta in avanti, molto tecnico qui il numero 5, poi sbaglia il tocco in realtà, poi Alessi, palla recuperata, poi Manno, va giù Matranga con Arcoleo, lo scontro, ma si continua, Alessi danza sulla sfera, poi libera Clemente che non ha creduto nello scatto, con Manno che invece è in vantaggio e poi va a conquistare anche il calcio di punizione con tanta saggezza. Minuto 28 di gioco, un minuto fa c'è stata una ghiotta occasione per riprendere la partita per il San Giorgio Piana, ma un super Di Martino ha deciso di non essere d'accordo. Dai ragazzi, non muoviamo! Zerkun, Tricoli, c'è largo Causa, invece nuovamente dal compagno di reparto Sottile, anche qui una coppietta difensiva che ha subito pochi gol, 7, non stai prima di oggi, così come Fiore e Martino che ne hanno subiti invece 15, infatti la terza migliore difesa di questo campionato. Martino va il rilancio, ottimo per D'Amico che arriva sul pallone, D'Amico, ancora D'Amico va giù ed è calcio di rigore, vogliono anche l'espulsione, vediamo il colore del cartellino per Zerkun, è rimasto ancora giù intanto D'Amico, vediamo la decisione, ma che lancio di Martino che ha messo davanti la porta al primo compagno. Poi Furnari è molto arrabbiato, vediamo il colore del cartellino perché è vero che era l'ultimo uomo ma non esiste più questa regola, ricordiamo, c'era anche un difensore pronto a levare il pallone dalla porta, infatti è cartellino giallo perché un difensore era lì pronto e effettivamente la palla non è nemmeno entrata perché il difensore l'ha levata dalla porta. Dovrebbe essere stata questa la decisione da parte del direttore di gara, meglio questo è il pensiero, sul dischetto dovrebbe andare Mattia Clemente, sta guardando la porta contro Zerkun. Clemente contro Zerkun, lo sta guardando, c'è già stato un calcio di rigore qualche istante fa con la parata perfetta di Di Martino, dentro la rosa si gira, non vuole nemmeno guardare, guarda soltanto la panchina e tutti i giocatori sono in silenzio a pregare per Clemente che calcia in porta e non sbaglia Mattia Clemente, gol e assist, esultanza con il pubblico ed è 2-0. Poi maglietta anche per la mamma, la dedica speciale di Mattia Clemente che fa 2-0. Adesso è veramente difficile per il San Giorgio Piana che oggi non è però in partita come l'è stato in tutto il resto del campionato, ma anche complice la prestazione sontuosa della squadra allenata da Clemente, è veramente incredibile oggi, sta facendo tutto perfettamente e ricomincia dunque questo match con Matranga che torna dietro da Tricoli. Poi rilancio lungo, cercare i compagni, poi di testa Martino a controllarla, poi la mette giù D'Amico che si è rialzato dopo l'intervento precedente, va giù con Causa e poi il dribbling tentato, ma soprattutto l'intervento di D'Amico, poi con l'esterno prova Clemente a servire Caruso, due non si sono intesi questa volta, ma è il primo errore forse di Clemente oggi che è perfetto.
Poi lottano la rosa vicino alla linea di fondo. E rimessa al fondo con Di Martino che si appoggia su Martino. Va ancora lungo il rilancio, sbaglia questa volta la sua giocata, poi l'anticipo di Viola, poi Matranga mette una pezza, Porcelli, Manno vuole aprire dalle parti di L'Abbate che si è divorato l'occasione del pari con un calcio di rigore sbagliato. Matranga, buono il suo ingresso, poi cerca con la punta l'inserimento dei compagni, non lo trova soltanto Alberto Alessi che poi lancia alle spalle lo scatto di D'Amico che poi lotta ancora Caruso 2 volte, palla che si impenna e poi Sottile, però forse era fuori gioco. Era fuori gioco, ma sicuramente D'Amico no, perché era partito ampiamente prima della linea dei difensori, forse lo era probabilmente Caruso e quindi dovrebbe essere stato su di lui il fuorigioco fischiato. Porcelli, poi il rilancio alle spalle per Zummo che punta l'uomo, punta, lanza, lo salta, poi palla in mezzo ancora L'Abbate, cerca di trovare la migliore giocata, L'Abbate ancora e poi viene murato 2 volte, 3 volte poi da Lanza, palla di testa controllata da Alessi, poi Clemente si confonde perché prende in pieno il compagno, poi Caruso la porta troppo sull'esterno e qui allontana anche la palla e rischia tanto Caruso e infatti probabilmente verrà anche ammonito, vediamo, infatti giallo per Caruso. Dunque giallo per Caruso per aver allontanato la sfera. Sarà dunque rimessa con le mani con Manno, minuto 34 di gioco. Gara veramente molto molto bella, con entrambe le squadre che si stanno battagliando in campo. Manno cerca i compagni, trova L'Abbate, però calcio di punizione, fallo di Matranga, troppo veemente nella sua spinta. Dunque calcio di punizione per l'Athletic Club Palermo. Fiore, la rosa, Fiore, poi ottimo quel break da parte di Arcoleo che vuole lanciare Caruso, ma Zercuna arriva in anticipo, poi lo scontro con l'attaccante e Zercuna la meglio alla fine, ha rischiato veramente tanto qui. Sottile, Manno, Tricoli cerca sempre di impostare lui dal basso il rilancio, l'ennesimo pallone conquistato da Martino, poi D'Amico spalla alla porta, vuole girarsi, fa benissimo un buon dribbling, poi il secondo su Matranga, ancora D'Amico, poi si appoggia su Lanza, ottimo passaggio e poi Di Martino. Fiore, palla per lo scatto di D'Amico che qui aveva preso il tempo al difensore a causa che va giù, calcio di punizione. Sottile per Manno, taglia verso il centro del campo Porcelli, non viene servito, invece adesso palla sull'Abbate che vuole difendere, non lo vuole fare girare, poi Arcoleo fa un grande intervento, però calcio di punizione, sembrava spalla contro spalla, ma non per il direttore di gara che indica il calcio di punizione, minuto 36 di gioco. Calcio di punizione battuto rapidamente, Zummo, conclusione, Di Martino allontana poi 2 volte, palla che rimane ancora lì e poi fallo in attacco, fallo su Di Martino, conclusione improvvisa di Zummo che qui ha messo anche un po' in difficoltà perché ha calciato sul primo palo. Sì, è stato invece molto bravo, forse non perfetto nella prima conclusione, però sicuramente nella seconda lo è stato. Alberto, vieni qua. Vieni. Martino guadagna quanti più secondi possibile qui.
Intanto c'è un cambio di posizione con Alessi e D'Amico che si scambiano le fasce. Questa Clemente, D'Amico spostato sul lato di destra, poi Manno cerca di non farlo girare, ci riesce. Bestatelle però per il di Cleve Palermo con Lanza sul punto di battuta, si avvicina, anzi si allontana Arcoleo, infatti va a lungo a cercare Caruso, testa Porcelli, poi salta a vuoto qui Zummo, Matranga viene contrastato da Clemente, molto bravo qui a mettere il piede. Manno cercare le torri in mezzo, trova soltanto l'ennesimo contrasto di Martino, poi Viola giganteggia anche lui a centrocampo e va giù. Fallo di Viola però. Braccio troppo largo, questo è quello che ha mimato il direttore di gara, che ha detto a Viola che ha avuto forse il braccio un po' troppo largo. Calcio di punizione, va a Manno sul punto di battuta, c'è anche Furnari in realtà vicino a lui, vediamo chi calcerà, se con il destro Manno o con il sinistro Furnari. Di Martino ha messo 3 uomini in barriera, Furnari con il sinistro, palla che si abbassa, troppo tardi però, palla in rimessa dal fondo, minuto 39, mancano 6 minuti di gioco, poi qualcosina da recuperare probabilmente. Martino si riparte dal basso, sempre molta qualità per il centrale che va lunghissimo nel tentativo di servire Caruso, poi intervento irregolare da parte del difensore che ha spinto Caruso. Ragioniamo ragazzi, con calma, lo sa. Alberto. Arbitro, prima di fiscale parla con me. Marco Leo sul punto di battuta, guarda i compagni in mezzo, c'è la rossa che si sta inserendo molto largo sull'out di sinistra e infatti va su di lui, invece c'è Alessi che la controlla, sombrero Alessi ancora con il destro, calcia male ma non è il suo piede, però che azione di Alessi che si era coordinato anche nel migliore dei modi. Tipo si riscaldano uomini in panchina per l'Atletic. Tricoli centrale, si prende un piccolo rischio, la batte di prima a cercare Scalisi, poi c'è la Rosa che è in vantaggio, che lotta proprio con il numero 9, gli concede la rimessa laterale ma credo sia il massimo da lì. Rimessa, va giù, si continua proprio a girarsi, la batte ancora e lotta, esce vittorioso però Arcoleo che subisce anche un fallo, calcio di punizione, fallo su Rosario Arcoleo, sta come sempre giocando una grande gara. La Rosa cambia lato da Martino, palla in cassaforte con il centrale, maglia numero 5, va subito lungo, il controllo di Alessi che lascia lì per Clemente, ottima la finta del numero 10, Clemente sbaglia perché non passa il pallone, si infuria il tecnico e si riparte con il pallone profondo a cercare l'Abate che prova a controllarla, l'Abate con il sinistro, palla che termina sull'esterno della rete, ancora una volta un pericolo dalle parti di Di Martino ma non è preciso il numero 8 oggi. Qui Clemente ha sbagliato perché doveva appoggiare la sfera sulle fasce perché c'era Alessi molto libero. Arcoleo, Fiore, la Rosa, ancora una volta grande giocata del terzino che poi si appoggia in avanti, male però, Tricoli ringrazia, salta anche Caruso sulla pressione, poi cerca un compagno, non sa chi darla, lo fa adesso appoggiandosi a Porcelli che guarda i compagni, il rilancio in avanti direttamente su Di Martino che blocca senza troppe difficoltà. Una buona gara anche per il portiere, rigore parato per lui, ma anche tanti interventi con sicurezza. Ha avuto 42 di gioco. Caruso,
poi cerca il duello aereo anche D'Amico. Porcelli mette tutti d'accordo e cambia da Zummo che punta all'uomo, salta il dietro avversario, ma va giù e fallo proprio dello stesso Zummo, intervento irregolare su D'Amico che ha fatto un ottimo rientro. Quindi calcio di punizione. Vediamo sul punto di battuta Arcoleo che andrà probabilmente lungo, infatti fa proprio così per cercare Caruso, poi la tocca lì Scalisi, palla che rimane lì, ancora Alessi, Caruso 2 volte cerca di girarsi con questo sombrero tentato dentro la di rigore, era molto complicato, poi Arcoleo vuole ringhiare sulle caviglie dell'avversario, commette però fallo, lo fa un po' troppo feroce e dunque calcio di punizione per il San Giorgio Piana, risultato di 0-2 per chi si fosse anzi 2-0, chiedo scusa, per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali di Sportisili, era molto bella al momento. Poi la Rosa ancora una volta non fa girare Scalisi, Fiore sempre la Rosa, sbaglia il passaggio, in testa a Scalisi, la tocca, poi allontana il pallone Fiore, poi lotta anche Arcoleo, grande giocata qui a centrocampo, poi si ferma sterzata e palla su Martino, minuto 44, manca un minuto alla fine della partita, o meglio di fine primo tempo. L'amico trova anche l'ultimo tocco di Manno e guadagna una rimessa laterale zona offensiva, ultimi 50 secondi del primo tempo. Vediamo quanto darà il direttore di gara come recupero, ovviamente forse 2 minuti tra i rigori e il cambio probabilmente, ma vedremo. Lanza per appoggiarsi su Caruso, poi Manno fa buona guardia, qui rischia tanto per il capitano San Giorgio Piana, infatti gli ruba il pallone Caruso che casca giù, calcio di punizione, poi lontana con stizza il pallone ed è forse giallo, vediamo giallo per Manno, non un intervento cattivo, però forse qualcosa detta al dietro di gara probabilmente. Nel frattempo il calcio di punizione viene comandato per battere Alberto Alessi, con il sinistro potrebbe trovare una soluzione interessante, magari con un pallone rientrare. Vediamo. Dentro di rigore vediamo sia Fiore che D'Amico, Martino, Caruso, anche Clemente dentro di rigore. Viola invece rimane rimorchio con Arcoleo più lontano. Alessi la prende forse un po' troppo larga, Fiore ci stava arrivando, ci aveva creduto il 6. Minuto 45, 30 secondi, però il direttore di gara non ha indicato il recupero, però si sta continuando a giocare. Qui fallo da parte di Alessi, ma si continua con Causa che si appoggia su Furnari, inseguito Arcoleo ancora una volta, intervento perfetto, poi però a commettere fallo e Viola. Minuto 46, già è passato un minuto oltre i tempi regolamentari chiaramente del primo tempo. Vediamo se con questa occasione terminerà anche il primo tempo con questo calcio di punizione o magari se ci sarà qualcos'altro da recuperare. È imbarazzante l'arbitro, commentatore, scusi. Vediamo Porcelli con il pallone tra le braccia, lo mette giù, però è ancora a terra Scalisi, dovrebbe trattarsi, se non vediamo male. Nel frattempo a colloquio Alessi, lui che ha sbloccato la partita con un gol incredibile, ma al termine di un'azione corale, perché il suo tocco morbido in pallonetto è stato sicuramente sublime, ma l'azione dell'Athletic è stata perfetta, un'azione da vedere e rivedere in tutte le squadre, e credo che la formazione di casa rivedrà questo gol tante volte qui su Sportisili. Intanto sarà calcio di punizione dunque per il San Giorgio Piana, con Scalisi che dovrebbe essere ancora a terra perché non si è alzato ancora. C'è anche lo staff medico in campo per permettergli di rialzarsi.
ed è Furnari, dunque non Scalisi, chiediamo scusa. Ed è molto zoppicante, non riesce nemmeno a camminare da solo. Si è accasciato anche a terra, dunque probabilmente un altro cambio per il San Giorgio Piana, ma ci immaginiamo come possa arrivare nel secondo tempo. Quando si ritorna in campo con Porcelli che cerca un cross in mezzo, la prende ancora male però il numero 10. Nel frattempo siamo arrivati al minuto 48, dunque 3 minuti di recupero, ma nell'ultimo minuto e mezzo si è giocato praticamente poco. Di Martino in rimessa dal fondo, però guadagna sempre tanti secondi qui il portiere e va lungo a cercare i compagni, ma va bene così. Fece il primo tempo tra Athletic Club Palermo e San Giorgio Piana, risultato di 2-0, gara bellissima al momento che sta venendo decisa dai 2 gol di Alessi e Mattia Clemente. Noi come sempre vi salutiamo, ma vi lasciamo soltanto per qualche istante, perché sempre qui sui canali di Sportissimi il secondo tempo della sfida. A dopo! Ho visto una buona partita della mia squadra, ho visto un gruppo che ha cercato e ha voluto questa vittoria. Venivamo da una sconfitta la scorsa settimana all'ultimo minuto, in una partita dove eravamo in 10, quindi avevamo lottato fino all'ultima palla, poi l'episodio finale ci ha condannato, quindi oggi i ragazzi sono entrati con una carica maggiore rispetto a tutte le altre partite. Fin dall'inizio abbiamo imposto il nostro gioco, le nostre idee, abbiamo fatto una bella partita. Ho visto un'ottima Academy, ancora paghiamo qualche piccolo errore di inesperienza, oggi soprattutto nel gol di loro, una palla che avevamo per un infortunio allontanata noi fuori, sportivamente gli avversari ce l'hanno ritornata e noi lì abbiamo con il difensore centrale che ha dato la palla dietro al portiere, lì è successo quello che insomma non deve succedere, però purtroppo anche soprattutto in queste categorie ci sono questi errori e l'abbiamo pagato come anche in passato, però poi subito abbiamo ripreso a giocare, abbiamo poi condotto la gara fino alla fine. Ho visto comunque una squadra che poi non si è abbattuta e questo per me è un segnale più che positivo. Adesso un piccolo retroscena. Lei ha commentato, ha fatto un'ottima disamina sul primo gol subito. Io ero sopra la sua postazione e appena il giocatore ha passato la palla indietro lei ha detto perché darla dietro. Un po' si aspettava quest'errore e quindi un gol subito? L'avete già magari preparato in settimana? No, qualcosa? No, questa è un'esperienza perché, ripeto, abbiamo dato la palla, abbiamo messo fuori la palla perché l'avversario era a terra, la squadra avversaria ci ha ridato la palla, in quel momento il centrale non viene attaccato perché ci hanno restituito la palla, quindi poteva fare con la palla quello che voleva, poteva giocare avanti sul terzino, ha fatto la scelta secondo me sbagliata, perché lì ci siamo complicati la vita noi e quindi poi è nato il gol di loro. E questo è proprio quello che non mi è piaciuto, è l'inesperienza e noi dopo tutte queste partite dove siamo cresciuti, devo dire, rispetto a prima, ancora paghiamo questi episodi e su questo ci stiamo lavorando. Oggi minuti in campo per Giuseppe Guzzo, come giudica la sua prestazione? Giuseppe è un ragazzo che è arrivato a dicembre, si è unito con noi nel gruppo, è un ragazzo che quest'anno è venuto per darci una mano, è un ragazzo che ha delle qualità, pian piano sta entrando nelle nostre idee ed è un ragazzo che sicuramente di qua alla fine del campionato darà il suo supporto. Diamo uno sguardo invece alla prossima partita, match contro il Villa Abate, un campo complicato, anche
passare forse dal sintetico meraviglioso del calcio Sicilia al campo in terra battuta. Le chiedo come la preparerà e se questo influenzerà effettivamente la sua preparazione. Ma guarda, credo che la partita più bella in assoluto di questo gruppo l'abbiamo fatta in un campo in terra battuta a Ciaculli, quindi questo non penso. Siamo abituati ormai a giocare su tutti i campi, questo non mi preoccupa, la prepareremo come tutte le altre, incontreremo sicuramente una squadra che viene da una vittoria, quindi che cercherà di fare il risultato per risalire, ma noi in questo momento non ci possiamo più fermare. Il nostro obiettivo, come ho detto fin da subito, è mantenere la categoria, mantenere l'elite che abbiamo conquistato meritatamente l'anno scorso. Manca secondo me poco a conquistarla, e quindi in questo momento possiamo anche pensare, perché no, a cercare di riuscire a prendere un posto nei playoff, e se vogliamo, ho detto ai ragazzi, se ci vogliamo togliere questa altra soddisfazione, oltre a quello di mantenere la categoria, dobbiamo ormai vincere in tutti i campi. Devo dire che noi sicuramente ci manca qualche punto dell'andata, però ti posso dire che i ragazzi si sono fatti valere in tutti i campi, abbiamo perso partite soltanto di misura. Una partita dove abbiamo sofferto nel primo tempo, abbiamo sofferto parecchio perché siamo partiti male, abbiamo trovato delle difficoltà a contrastare soprattutto negli ultimi 20 metri, 30 metri gli avversari con i loro inserimenti, e i nostri avversari hanno fatto delle buone trame di gioco, si sono presentati diverse volte pericolosi nella nostra area. In un modo o nell'altro siamo riusciti sempre a salvarci, però il nostro merito è quello che a fine primo tempo abbiamo un po' riordinato le idee, abbiamo cambiato qualcosa a livello tattico in campo, ma soprattutto i ragazzi si sono ripresi, perché in effetti abbiamo fatto un primo tempo sottotono, non trascurando la forza dell'avversario e anche il buon gioco dell'avversario, quindi alla fine nel secondo tempo potevamo fare qualcosa in più noi, cioè potevamo trovare il gol noi, ma alla fine è finita 0-0. Ognuno gioca per se stesso. Noi abbiamo fatto queste 3 partite del ritorno facendo 2 punti fuori casa, sicuramente su 2 campi molto difficili, e perdendo in casa una partita domenica scorsa che proprio non si meritava di perdere. Però abbiamo fatto 3 partite, io sono qui da prima di Natale, stiamo cercando con la squadra di giocare in un certo modo, abbiamo cambiato un po' di cose, la rosa è stata modificata rispetto al girone di andata, quindi mancano ancora 12 partite alla fine, quindi penso che ora potremmo anche cominciare a trovare dei punteggi pieni, e quindi abbiamo tutto il tempo per riprendere o mantenere la nostra posizione. È chiaro che un giocatore come Giardina la sua mancanza si sente sempre, perché è un giocatore, oltre ad essere il capitano, quindi è un leader in campo, un leader carismatico dove tutti i compagni si ritrovano, e quindi ne abbiamo sicuramente risentito, ma sono comunque soddisfatto di come abbiamo interpretato la gara, con chi l'ha sostituito e comunque con tutti i giocatori. Ripeto, un primo tempo difficile e un secondo tempo dove siamo nettamente migliorati. È un ragazzo del 2006, ha debuttato, e direi che ha debuttato molto bene, quindi spero per lui che rimanga coi piedi per terra e che continui su questa strada, perché io l'avevo visto in allenamento, ho visto che poteva giocare e oggi ha giocato. Noi come mentalità, come modo di impostare le partite, le impostiamo sempre per i 3 punti. Domenica giochiamo in casa ed è chiaro che lavoreremo in settimana per arrivare finalmente alla vittoria, che sarebbe la prima del girone di ritorno. Primo tempo il Geraci non ha finalizzato molte occasioni, per fortuna nostra, e poi secondo tempo abbiamo cercato un po' di alzare il livello del gioco, del ritmo, del palleggio, e abbiamo cambiato anche sistema di gioco. Diciamo che abbiamo fatto un bel secondo tempo, però peccato che anche noi le occasioni che abbiamo avute non abbiamo finalizzato, e tutto sommato il pareggio penso sia giusto. Oggi è stata una partita dura, tutti gli avversari sia una volta, altre volte
tutti avversari duri. Il Geraci è una bella squadra, per tutti sarà difficile qui venire a prendere punti secondo me. Abbiamo un bel gioco, grandi occasioni e poi manchiamo sulle finalizzazioni, quindi penso che manchi solo quello. Faremo di tutto per cercare di prendere i 3 punti che mancano già. Iniziato il girone di ritorno da sempre, perché abbiamo fatto due pareggi e una sconfitta, quindi cerchiamo di vincere a tutti i costi. Siamo in casa, è il pubblico che ci sostiene e speriamo di farcela. No, Mattia è un bravo ragazzo, un bel giocatore pure, può fare strada, ancora è giovane poi, dai. Siamo tornati live intanto per il secondo tempo di questa bellissima sfida tra Athletic Club Palermo e San Giorgio Piana, prima della classe contro la terza del campionato, risultato al momento di 2-0 per l'Athletic, che sta facendo una partita impressionante, una qualità oggi veramente come quella delle grandi partite, come le finali, e infatti la squadra in maglia bianca la sta giocando proprio come tale, partendo dalla porta con Di Martino, passando per i centrali, Martino e Fiore con i terzini, La Rosa e Lanza in grande spolvero, centrocampo Viola e Arcoleo stanno giganteggiando al momento, lì davanti quei 4 stanno facendo veramente faville, con D'Amico, Alessi, Clemente e per ultimo Caruso. Insomma, una squadra che al momento sembra perfetta quest'oggi e che sta probabilmente giocando anche la migliore partita della propria stagione, perché effettivamente abbiamo commentate tante dell'Athletic, ma quella di oggi sembrerebbe essere veramente la migliore al momento. Tanto si attende anche l'arrivo da parte degli ospiti. Intanto noi vi mostriamo il nostro scoreboard, presente come sempre in tutte le partite. Poi ricordiamo che il cronometro partirà dall'istante in cui il pallone rotolerà per la prima volta nel secondo tempo, e dunque ci saranno altri 45 di gioco che ci accompagneranno fino al risultato finale, che poi sarà anche un po' la parte che tutti vogliono conoscere, vogliono sapere, perché questo big match tra le due squadre è veramente tanto bello. Intanto continua a muoversi la squadra di casa, che non vuole stare ferma. Chiaramente è importante cercare di non raffreddarsi troppo, perché c'è da correre. Il San Giorgio Piana è comunque la squadra al momento capolista e di conseguenza ci aspettiamo che vorrà fare la partita in questo secondo tempo, e quindi allora l'Athletic è anche un po' chiamato a stare sempre in campana, perché oggi può esserci veramente una grande risposta. Poi la prossima settimana invece, nel prossimo turno, ci sarà la sfida contro la Parma, che al momento è in vantaggio contro l'ATF, dunque è sempre sopra rispetto all'Athletic Club Palermo, ma settimana prossima c'è lo scontro diretto, un altro, il secondo consecutivo per la squadra in maglia bianca rosanero, che giocherà ancora qui al campo del Calcio Sicilia, dentro casa, dunque contro la Parmonval, dopo una gara, una di andata terminata in pari, con il gol nel finale da parte di Martino, molto bravo a recuperarla, il recupero, ma poi da lì l'Athletic ha cambiato decisamente marcia, perché è iniziato un ruolino veramente molto importante, che la proietta al momento al terzo posto con i 23 punti, potrebbero essere 26, ma chiaramente occorre vincere oggi. È arrivato anche il direttore di gara, però non ci sono ancora gli ospiti, dunque li stiamo ancora attendendo. Probabilmente il mister starà dicendo qualcosa in panchina, forse per cercare di implementare maggiormente il gioco e fare cambiare probabilmente anche l'atteggiamento, che è sembrato essere quasi un
po' troppo superficiale in alcune giocate. È una squadra come il San Giorgio Piana che fa un grande calcio, non può permettersi di giocare così, perché è un po' troppo nervosismo forse con il gioco dato praticamente in mano all'Athletic Club Palermo. Nel frattempo sono arrivati in campo, il direttore di gara sta controllando le ultime cose e poi finalmente comincerà il secondo tempo con il risultato di 2-0. Ricordiamo, il Sole continua ad essere un forte componente di questa partita. Nel frattempo c'è un altro cambio, perché è entrato con la maglia numero 18 Giorgio Argento, però cerchiamo di capire al posto di chi. Dovrebbe essere uscito Causa. Vediamo. Allora, in realtà c'è stato forse un cambio di modulo, perché Causa è in campo, però forse un 3-5-2. Intanto inizia anche il secondo tempo con il rilancio subito di Martino dalle parti di Sottile che allontana. Nel frattempo è uscito Furnari con la 7, è uscito infortunato nel corso del primo tempo, dunque Furnari è uscito al posto di Argento con Manno che dovrebbe essere sull'out di destra, però adesso cerchiamo di capire un po' meglio l'assetto del San Giorgio Piana. Intanto l'Abate cerca di gestire il pallone con Arcoleo, poi pressione di D'Amico che va a lottare, ruba anche il pallone, poi si autolancia e salta anche l'uomo, ma posizione irregolare, chiaramente, ma col pallone già fuori. Pallone alta con l'anza di testa, ma poi il gioco è già fermo perché era già terminato in out, dunque rimessa laterale ancora, anzi no, calcio di punizione per San Giorgio Piana con Porcelli e adesso Matranga. Dunque a destra si è spostato Sottile, Argento è andato al centro accanto a Tricoli, con Manno che invece è tornato a centrocampo, dunque per Manno diversi ruoli oggi. Causa invece, che lo vedevamo sull'out di destra, è passato sull'out di sinistra, dunque cambio nella posizione, sempre terzino ma fascia opposta. Sarà ancora pallone in mezzo, poi l'anticipo da parte del San Giorgio Piana con Manno che si autolancia, poi cerca di lasciare il pallone per Scalisi, palla che rimane ancora lì, poi casca giù, fallo. E Manno continua la sua volata contro Martino, ma il gioco è già fermo, fallo di La Rosa. Calma. Forse anche cartellino giallo per La Rosa. Vediamo se effettivamente il calciatore è stato anche ammonito. Sembrerebbe di sì, perché ha fatto vedere il numero. Dunque giallo per La Rosa. Calcio di punizione per il San Giorgio Piana con Porcelli sul punto di battuta. Di Martino sta sistemando la barriera. Vediamo infatti mettere sia Caruso che D'Amico, con Viola che invece è già davanti il pallone. Saranno dunque 3 uomini in barriera. Arbitro è fuori gioco. C'è anche Manno in realtà vicino al pallone, ma probabilmente sarà Porcelli a battere. Ha battuti praticamente quasi tutti lui insieme a Furnari, ma forse con qualche errore di troppo, in realtà numero 10. Comunque il piede di Manno potrebbe essere una soluzione diversa. Porcelli va lui, poi stacco di testa da parte di Rabate, chiude invece molto bene Fiore, palla che termina dalle parti di Zummo che in mezzo a 3 vuole andare via, riesce a farlo, cartellino giallo anche per Lanza che non è d'accordissimo con la scelta del direttore di gara, poi va subito a cambiare gioco delle parti dei compagni, poi Sottile, conclusione di Martino, palla rimane ancora lì e poi la tocca l'Abate ed il gol del 2-1 da parte del San Giorgio Piana. Protestano tutti, protesta Mattia Clemente, protesta Lanza, La Rosa, protestano tutti, ma intanto il San Giorgio Piana ritorna in gol. Dato giallo ancora anche per Clemente.
2-1 il risultato, la riapre il San Giorgio Piana. Però la tesi dell'Athletic Club Palermo è quella che se un giocatore viene ammonito, è stato ammonito Lanza, in teoria il gol non dovrebbe essere valido, in quanto spettava al direttore di gara fischiare il calcio di punizione, invece San Giorgio Piana ha battuto rapidamente, dunque il gol in realtà dovrebbe essere da annullare, ma è stato intanto convalidato. Nel frattempo si riscalda Di Giovanni, che si alza dalla panchina e potrebbe essere una nuova pedina in campo, e non è l'unico ad alzarsi. Nel frattempo si torna dunque in campo con Caruso che batterà e farà nuovamente. Nel tempo il gioco è fermo, ma si ritorna, dunque si riparte con Fiore che allarga sul Lanza, prende in pieno Zummo, poi il tocco di Arcoleo a cercare Clemente che lotta con il fisico, poi Arcoleoggio saggiamente conquista anche un fallo da parte di Matranga. Sarà quindi calcio di punizione con Arcoleo sul pallone, c'è anche Martino, ma probabilmente uno dei due andrà lungo verso i compagni. Martino guarda i compagni e probabilmente andrà a lungo. Nel frattempo dentro l'area di rigore anche Arcoleo. Sono un po' tutti. Martino cerca il secondo palo, questa volta sbaglia la precisione, poi Fiore allunga, lascia scorrere qui sottile rischiando un po' perché c'era la pressione di Alessi. Allora viene alzato in campanile con Clemente di testa, la tocca, poi Caruso, poi Lanza, anzi D'Amico sul pallone, però fallo da parte forse di Clemente, ma non siamo sicurissimi in realtà. Matranga intanto sbaglia il tocco, Caruso va in mezzo a due, Manno cerca di contrastarlo ma non riesce, sempre Caruso la porta sull'esterno, c'è adesso la Rosa che scatta sulla fascia sinistra, poi viene fermato in maniera irregolare, calcio di punizione ancora per l'Athletic che si riaffaccia nuovamente in avanti dopo il gol subito dopo pochissimi minuti. Sarà quindi calcio di punizione con Clemente sul punto di battuta e chissà che magari non possa calciare da lì. Ci immaginiamo uno schema, un cross in mezzo, ma giocatore come Clemente in realtà potrebbe anche concludere, è anche in un ottimo momento di forma, un gol e un assist oggi per lui, dunque potremmo anche includere nelle possibilità un tiro da lì. Poi le finte di Clemente che deve vedere forse il movimento dei compagni, va in porta e non era una brutta conclusione. Poi non c'è stato nessun tocco, Zerkun sembrava comunque potesse essere in posizione e in direzione della sfera, però palla che termina fuori, non era male questo tiro. Tricoli allarga verso Causa che l'aggancia con il destro, poi sbaglia il contrasto con D'Amico che viene raddoppiato in mezzo a due, riesce comunque a passare ancora D'Amico e poi Tricoli mette il piede e ferma il numero 7 che stava entrando quasi dentro l'area di rigore, dunque rimessa laterale per l'Athletic Club Palermo con Lanza che cerca il movimento dei compagni, trova Caruso di testa, la sponda per Alessi, poi viola calcia con il destro, conclusione viene anche poi il pallone è fischiato, non abbiamo capito cosa. Manno la lanciata solitaria, poi il rilancio a vedere lo scatto da parte di Labate, che è molto bravo Di Martino anche a coordinarsi sia con Fiore che con Martino per recuperare questa palla e dunque la fa sua. Andiamo con il riscaldamento, bene 3 calciatori dell'Athletic Club Palermo, vediamo sicuramente Di Giovanni che potrà essere una soluzione forse al posto di Alessi o magari al posto di D'Amico, che stanno comunque spendendo tanto. Argento
per Scalisi, poi la Rosa va fuori tempo, Scalisi con un pizzico di astuzia lo porta via, poi scivolata di Fiore perfetta e puntuale, poi Manno col tacco, la Rosa ancora una volta è scivolata, si fa sentire, poi Manno da terra, palla che passa, va giù Fiore, però il gioco è fermo. Manno qui commette forse fallo anche su Viola, che come sempre battaglia su tutti i palloni. Nel frattempo rimasto giù adesso vediamo di chi si tratta, Fiore, infatti anche Claudicante, che calcio di punizione in realtà per il San Giorgio Piana sembrava potesse essere dall'altra parte questo fallo, ma non forse abbiamo visto male, è stato in realtà Fiore a commettere fallo, quindi non a subirlo. Sarà quindi calcio di punizione con Porcelli sempre sulle punte di battuta, battute quasi tutte lui. Vediamo come andrà ora, se sul primo palo o forse una conclusione più profonda sul secondo. Porcelli attraversa tutta la di rigore, poi il colpo di testa di Sottile con l'ultimo tocco che è stato di Martino. Questa è la tesi del dietro di gara, calcio d'angolo. Sarà dunque corner per Porcelli tra le proteste generali della squadra di casa, che voleva invece una rimessa dal fondo. Poi si lascia le scarpe il 10 per battere. Intanto si dietro di gara ferma un attimo il gioco. Che cosa c'è? Si avvicina dalla panchina. Uscita dalle parti di Giampiero Clemente, che si lamentava forse dell'ultima. Che cosa c'è? L'ultimo calcio d'angolo. Che cosa c'è? Non c'è nessun cartellino. Colloquio ancora con la panchina della Teddy Club Palermo. Con Clemente che dice qualcosa probabilmente delle ultime battute, tra il calcio d'angolo, forse qualche calcio di punizione. Il gioco è ancora fermo, minuto 56, non si gioca ormai da un minuto, dentro la rigore succede di tutto nel frattempo, con i giocatori che cercano la migliore posizione, con la Rosa e Argento che, anzi Sottile, che non si fanno complimenti, lo aiuta anche Lanza nel frattempo in mezzola di rigore. Intanto Porcelli sulle punte di battuta, si torna dunque in campo, battuta bassa, allunga Caruso, sempre molto utile. Intanto è fermo un giocatore, il gioco però si continua con D'Amico che allarga per Caruso che prova l'aggancio, molto complicato. Nel frattempo è rimasto giù un giocatore, dovrebbe trattarsi di Sottile, poi sbaglia la pressione D'Amico, il tocco per Alessi che vuole rientrare, lo fa, vuole il destro, poi lascia su D'Amico che è in posizione regolare. D'Amico due volte, questa volta sbaglia il dribbling, riparte in velocità, poi con lo scatto Zummo, palla però che non è riuscita e dunque rimessa laterale per il San Giorgio Piana. Protesta Clemente, la rimessa è stata invece data adesso all'Athletic, forse su concessione della stessa squadra ospite, però non siamo sicuri in realtà di questo. Vallanza sul punto di battuta, che però deve andare leggermente più indietro perché il punto è ben dietro rispetto a dove stava andando Lanza. Va lungo in mezzo a cercare Caruso, la tocca poi Sottile, si chiede un tocco con il braccio, poi Fiore mette una pezza allungando la palla per D'Amico, poi lotta Clemente, il rimpallo e Zerkun la blocca, ma qui azione ancora importante per l'Athletic con Clemente che quasi senza cercare il pallone in realtà l'aveva trovato. Intanto sta per entrare anche Corsino per dare maggiore aiuto a centrocampo, vediamo se ad uscire sarà forse Clemente per un centrocampo a 3 magari, vediamo che è monito. Matranca, Martino fa buona guardia, poi
D'Amico in mezzo a due, vuole sgusciare via, lo fa benissimo. Clemente di prima, D'Amico, poi palla che viene gettata fuori, tanta sportività per Arcoleo, anche su consiglio di D'Amico. Nel frattempo Corsino è pronto ad entrare, vediamo al posto di chi? Maglia numero 19 per il centrocampista, che è sempre molto utile quando entra in campo e lascia infatti il campo proprio Mattia Clemente. Avevamo annunciato un po' questo cambio, un cambio sicuramente difensivo, fuori una seconda punta, dentro c'è una vista centrale, una mezzala con grande qualità come Corsino. Potendo la faccia del capitano va sul braccio di Viola e dunque non sul braccio di Martino. Nel frattempo Clemente lascia il campo, tra gli applausi generali se ne merita veramente tutti Mattia Clemente oggi. Nel frattempo Causa probabilmente a restituire il pallone con Porcelli che infatti La Rosa Di Martino la controlla nuovamente sulla Rosa, che poi tocca col sinistro, non è preciso. Nel frattempo siamo entrati adesso al minuto 60 di gioco, mancano soltanto 30, ma qualcosa da recuperare probabilmente ci sarà. Già adesso possiamo parlare di un recupero abbastanza cospicuo. Zercuni intanto ottiene Triccoli, adesso Argento di prima con il sinistro senza pensarci, di testa Corsino, quel primo l'aveva toccato, La Rosa D'Amico la tocca con il sinistro a liberare lo scatto di Arcoleo, lotta con Triccoli e l'ultimo tocco per il direttore di gara è stato di Arcoleo. Sarà dunque rimessa per il San Giorgio Piana con Causa. Si torna dietro dalle parti di Porcelli che lancia come sempre cambiando gioco. Buono qui l'aggancio e palla in verticale, ma ci trova soprattutto la posizione di Fiore che va giù. Nel frattempo Alessima si continua, il break di Arcoleo si continua ancora e poi gioco che viene fermato, intervento irregolare di Porcelli. Nel frattempo Corsino aiuta il suo compagno ad alzarsi, nessuna ammonizione. Sarà dunque calcio di punizione. Corsino sul punto di battuta, viene accorciato la sua posizione perché lo vediamo infatti a centrocampo, dunque un 4-3 è diventato. Tanto Alessi salta ancora all'uomo, va in mezzo e Triccoli mette una pezza. Molto bravo qui Alberto Alessi che ha ancora spazio per creare questo tipo di giocate. Nel frattempo sta per entrare anche Luca Antona con la numero 13. Andiamo al posto di chi? Forse al posto di Lanza, vediamo. Riccardo, vieni Riccardo! Tanto va Alessi sul punto di battuta con il sinistro. Nel frattempo è rimasto giù un uomo dell'Athletic Club Palermo ed è giallo. Poi le urla da parte, però non abbiamo capito. Calmo Rosario! Gli ha dato un pugno, gli ha dato un pugno. Nel frattempo giallo forse per Arcoleo che è molto arrabbiato ed è rosso per Arcoleo. Rosso per Arcoleo, ma non abbiamo capito realmente cosa sia successo. Qualcosa dentro l'area di rigore è successa, ma erano tutti davanti, dunque non possiamo spiegare bene cosa sia successo. Nel frattempo c'è sempre una mischia all'interno della di rigore, però non si è capito molto bene. Sicuramente rosso per Arcoleo. E questo sempre in classifica, rubando le partite! Come quest'anno in campionato. E c'è un altro rosso, forse però per Clemente, dalla panchina. Con il gioco che al momento è ancora fermo, nel frattempo si allontana Viola.
Dovrebbe essere rosso per Arcoleo, dunque soltanto lui forse il cartellino rosso. Poi in realtà ne abbiamo visto anche un altro, però forse per un membro della panchina. Qui Viola sta mimando un colpo in testa. Però tempo Capitan Viola, qui lo vediamo sotto i nostri schermi. Rosso per Arcoleo, dunque questa al momento quello che c'è stato. Vergogna, mister! Mister Di Piano, vergogna! Nel frattempo Arcoleo che viene portato fuori da Clemente, da Giampiero Clemente. Però il gioco è ancora fermo, minuto 64, e questo è un grande peccato perché in realtà stavamo assistendo forse alla partita più bella di questo campionato. Tanto Arcoleo lascia il campo. Arcoleo dice di aver subito un fallo, di aver subito un calcio. No, però non sappiamo da chi, un componente della squadra del San Giorgio Piana, ma ci sono veramente tanti uomini davanti, non abbiamo visto, la visuale non era pulitissima, dunque non possiamo giudicare in questo caso, però possiamo dire che è calcio d'angolo. Sarà quindi corner con Alessi sul punto di battuta. Però il gioco è al momento fermo. Gioco sempre fermo al minuto 65, ormai già da diverso tempo. Ed è veramente un grosso peccato perché stavamo assistendo a una partita bellissima, un po' rovinata però da questi animi un po' troppo accesi. Bravo, dovete giocare! Nel frattempo c'è stata anche un'altra espulsione, ovvero per il numero 5, quindi Tricoli ha lasciato il campo, dunque 2 espulsioni, una per Tricoli, una per Arcoleo, dunque 10 contro 10. Questo è alla fine, in conclusione, ciò che dobbiamo segnalare. Nel frattempo Antona ancora deve entrare in campo, è fermo ormai da qualche minuto, era prontissimo ad entrare ma ormai è fermo da diversi minuti, infatti sta continuando il suo riscaldamento, continuare a stare fermo chiaramente non è una mossa saggia, però adesso siamo tornati in campo. Dunque corner con Alessi sul punto di battuta, rimane a rimorchio Viola, c'è anche lontano Corsino, lui però va in mezzo, Zercun allontana, poi la palla su Zummo che cerca il dribbling, ottimo qui ad uscire con tutta la sua velocità, la sua posizione da parte di Manno, ma qui ottimo il contrasto di D'Amico, quasi da dimensione centrale a fermarlo, poi Manno, il rientro da parte del capitano che cerca la sua posizione di Matranga, che in posizione regolare, scivolata da parte di D'Amico, la palla termina quasi fuori, ma viene salvata poi da Lanza che allunga la dunque rimessa laterale, arriva anche il cambio per l'Athletic Club Palermo con l'ingresso di Luca Antona al posto forse di Lanza, vediamo. Nel frattempo è rimasto giù invece Martino, ma non abbiamo visto per cosa. Viene aiutato anche da Di Martino. Nel tempo ormai si sta giocando in questo secondo tempo praticamente pochissimo ed è veramente un grosso peccato. Nel frattempo si è rialzato Martino. Nel frattempo fuori Lanza, dunque abbiamo individuato un altro cambio. Fuori Alessio Lanza, dentro invece Luca Antona. Questo è il cambio, era già ammonito il numero 2, buonissima gara ancora una volta.
E qui si siederà anche in panchina. Nel frattempo Antona prende posizione sul lato di destra e adesso darà probabilmente una mano su Zummo, che è molto in forma quest'oggi. Però in realtà Martino, forse va Martino come terzino e Antona come centrale, vediamo. Al momento questa è la posizione. Intanto Viola, break perfetto, poi cambia gioco per cercare i compagni, trova Alessi dopo la deviazione di Manno, poi sovrappositi di La Rosa, danza sulla sfera e allunga la palla, poi Caruso che tocca sulla Rosa, che però è in posizione di fuorigioco. Dunque calcio di punizione per il San Giorgio Piano. Nel frattempo Antona rimane centrale e Martino invece gioca come terzino. Questa è la scelta. Con Martino infatti viene messo praticamente a uomo su Zummo. Qui si aiuta un po' con le braccia. Antona mette una pezza all'inizio, poi salta, testa, e poi il pallone controllato da Porcelli che non abbocca qui Corsino. Fanno un grande intervento, Corsino si autolancia, è fresco, scarica su Caruso che casca giù, tutto ok, si continua. Poi allunga il pallone ancora al San Giorgio Piano, regalato a Martino che invece vuole velocizzare. Qui addirittura Zercon si prende qualche rischio di troppo, ma Martino probabilmente avrebbe dovuto forse controllare la palla. Martino di testa, stacco perfetto di testa, imperioso. Poi D'Amico vuole rientrare sul mancino, trova dall'altra parte La Rosa che punta all'uomo. La Rosa entra sul destro, casca giù, si continua, però tutto ok, tutto regolare. È scivolato qui La Rosa, poi Porcelli in avanti per lo scatto di Labate, Fiore in anticipo e poi si fa aiutare anche D'Antona che è fresco e fa un buon contrasto. Alessi cerca spazio per il numero 11 che fa tutto solo, salta tutti. Alessi sul mancino, Alessi ancora, mette in mezzo, palla dentro! Ma che giocata ha fatto! Che giocata di Alessi! E poi il gol del 3-1 con l'esultanza rabbiosa di Alessi. A segnare è stato Caruso che con il destro l'ha piazzata in buca d'angolo, ma che giocata di Alessi, e salta tutti, proprio tutti, e fa 3-1 nel momento più complicato. Una giocata impressionante di Alberto Alessi che ha fatto tutto solo, poi ha gettato la palla in mezzo e ha sperato che il compagno non sbagliasse, e così è stato. 3-1 il risultato. Dunque minuto 71 di gioco, adesso in 10 contro 10 mancano soltanto 19, poi un lungo recupero. Nel frattempo sta per entrare anche Ismaele Anania, questo è al posto di uno tra D'Amico e Alessi. Matranga si appoggia dietro, Causa scambia col compagno, sempre Causa per Matranga, palla già fuori, tempo cambio con Anania che farà il suo ingresso, anzi no, Caruso con Maglietta, dunque non Anania, che scusa, fuori D'Amico, dentro Maglietta che va a destra. Calma, Samu. Adesso bisogna capire come sono messi. Dovrebbe essere un 5-3-2 forse, perché adesso cerchiamo di capire, perché Martino è largo, a destra La Rosa, a sinistra centrali sempre Antona e Maglietta invece no, gioca come largo a destra, dunque un 4-3-2 dovrebbe essere. Tanto Alessi, magia ancora per Caruso che cerca la porta, poi la blocca Zercon. Sono 3 i gol presi quest'oggi dal San Giorgio Piana, aveva subiti soltanto 6 in tutto il campionato, ma la metà sono arrivati oggi. Tanto palla di Scalisi, molto bravo qui a smanacciare anche con il fisico, cerca il Labate, c'è Antona in anticipo, Antona, la parata di Di Martino e poi va giù Labate, ma è calcio d'angolo qui. Pizzico di astuzia da parte dell'attaccante che ha spinto un po' Antona, poi è arrivato anche alla conclusione, ma non lui stesso, perché è stato proprio lo stesso Antona a toccarla per ultimo. Samu, stai attento, Samuele! Va Porcelli in mezzo, battuta molto morbida, Martino ancora una volta imperioso in tutti gli stacchi di testa, poi conclusione di Zummo, respinta
da Alessi, poi Maietta in testa a Caruso, a cercare ancora Alessi che ha la velocità per partire, però ha fischiato. Qualche dubbio qui, però confermiamo perché è un 4-3-2 in campo con Maietta, Corsino e Viola a centrocampo. Corsino è un 5-2-2 forse, perché Martino è centrale con Maietta che agisce da terzino destro ma anche da centrocampista all'occorrenza. Sicuramente in fase di impostazione si schiera a centrocampo, in fase difensiva invece è una difesa a 5 con Alessi e Caruso che invece stanno giocando praticamente accanto, seppur Alessi parta comunque sempre un po' più defilato. Intanto Mannu, l'anticipo perfetto di La Rosa che si autolancia, poi perfetto qui Argento a non abboccare le finte, poi palla su Scalisi, finta su Viola, lo salta nettamente, Scalisi con il destro cerca centralmente il compagno, poi Antona molto bravo a non rischiare nulla, getta la palla lontano e dunque palla in rimessa tra le con Mannu. Poi Voreggiasi la batte, lascia lì il pallone per Scalisi, una bocca Corsino, un buonissimo ingresso da parte delle 19. Intanto si riscalda anche Billeci che potrebbe fare il suo ingresso forse al posto di Caruso o magari al posto di Alessi, una standing ovation che potrebbe essere veramente meritatissima per l'11. Nel frattempo il Lido di Gara chiama nuovamente la rimessa perché è stata battuta un po' troppo avanti. Mannu la batte, vuole girarsi, non è lo stesso avviso Fiore, va giù invece la batte, con chi sta anche in calcio di punizione. Nel frattempo calcio di punizione, fallo quindi di Labate, non sull'Abate ma di Labate. Cambiamo la preposizione semplice in questo caso da su a di con il fallo che sembrava essere stato fatto sul calciatore, invece è stato proprio del calciatore. Matranga di testa, poi il controllo di Porcelli, Maietta lo insegue, c'è anche Corsino e raddoppio, fa dall'altra parte Scalisi, sterzata, Mannu, Porcelli, buono questo aggancio, palla di ritorno ancora verso il compagno che cerca lo scatto, poi Corsino lotta e trova anche il pallone, non è la rimessa che è dunque del San Giorgio Piana. Lotta Porcelli, spara alla porta, poi Corsino 2 volte, 3 volte addirittura, adesso lascia lì a Viola, Capitan Viola. Poi con il sinistro apre per Maietta che non ci arriva, forse l'avrebbe dovuto fare con il destro, in questo caso Alessi, che non si è fidato del piede debole. Nel frattempo sta per uscire Alessi per Billeci, questo è il cambio. È finita! Poi palla lunga ancora di testa Antona, Matranga con la punta, tocco morbido a cercare la batte, scivolata di Fiore, perfetto, ancora una volta. Nel frattempo sta intendo Salvatore Di Giuliano al posto di Alessi, dunque non Billeci che continua il suo riscaldamento. Poi Corsino va giù, tanta astuzia, anche esperienza per il centrocampista. Intanto viene chiamato il cambio con una standing ovation per Alberto Alessi che se l'è veramente meritata tutta. Iniziamo gli applausi meritatissimi per Alessi, super giocata, super partita per lui. E abbraccio con la panchina. Entra invece Di Giovanni, attacca a 2, però sicuramente al momento è più indietro rispetto a Caruso. Sarà dunque calcio di punizione per l'Athletic Club Palermo. Sulle punte di battuta vediamo Antona, vicino a lui c'è Martino ma anche Fiore. Va lungo Antona, cercare la sponda di Caruso che effettivamente arriva, poi non ci crede nessuno, ci crede adesso Di Giovanni, ma Zercurre in anticipo. Minuto 78 di gioco, intanto mancano 12 minuti, ma anche tanto recupero perché il gioco è stato fermo. Ci immaginiamo almeno 6-7 minuti di recupero.
Calma, calma. Matranga cambia su Manno, poi cambia tutto dal lato di Argento e Porcelli non è precisissimo. Vai, vai. Argento adesso dopo il passaggio di Sottile, Vai, Totò. poi sbaglia il tocco ma riesce comunque a fare sulla palla. Zummo, uno dei migliori quest'oggi, prova a rientrare, poi scarica su Matranga, sbaglia il tocco. Argento allarga dalle parti di Porcelli di prima, molto bene con il tacco, chiude tutto Di Giovanni, poi riparte Di Giovanni, si appoggia su Caruso, allontana Sottile che va lunghissimo, poi buca l'intervento con i fiori rischiando veramente tanto, e poi col sinistro allontana il più lontano che può. Manno la controlla, ancora una volta lottano i due, la batte, buona giocata sulla velocità, salta a tutti, la batte, va sul fondo, lo insegue però Viola, questo sconto da numeri 8, lascia lì il pallone, ma rientra, poi conclusione da fuori con il sinistro, non buono da parte di Scalisi, palla fuori su Di Martino. Di Martino, fumati una sigaretta pure, non ti preoccupare. Ma lei fa domani. Usciamo dalla buccia. Nel frattempo pronto un altro cambio per l'Athletic. La Rosa intanto riceve il pallone, minuto 80 di gioco, mancano 10 minuti alla fine della partita, ma chiaramente un lungo recupero ci terrà compagnia in questo match. La Rosa con il destro, Viola, sempre molto preciso il centrocampista, maglia numero 8, tanti palloni recuperati. Intanto rilancia a cercare Caruso che come sempre insegue tutti i palloni sulla profondità, rientra Caruso, casca giù, poi il rimpallo non lo favorisce. Ottimo qui l'intervento di Sottile che rilancia per Zummo, ma c'è il vantaggio di Antona, allunga e allontana la palla più che può con tanta potenza. Intanto Matranga con la punta, Porcelli rientra, fa i conti però con Di Giovanni. Nel frattempo è pronto un cambio perché sta per entrare con la 17 Cavedoni, è uscito Causa con la maglia numero 3 per Cavedoni. Con Cavedoni che Hai perso la partita, il controllo della partita, arbitro. si mette al centro del campo, dunque passa con una difesa a 3 probabilmente, e Porcelli invece agisce come esterno. Dovrebbe essere un 3-4-2 probabilmente lo schema che ricordiamo in 10 uomini anche a San Giorgio Piano. Zummo, l'ultimo a mollare di questa squadra, Scalisi, poi neoentrato Cavedoni a toccare il pallone, Mannu, rilancio lungo con il tacco, prova Porcelli a mettere tutti d'accordo ma trova la chiusura ottima di Corsino, che guadagna anche tanti complimenti qui dal pubblico presente. Poi intanto si complica un po' la vita, San Giorgio Piano riesce comunque a passare con Porcelli, che decisamente ha alzato la sua prestazione nel secondo tempo. Zummo vuole puntare, rientra su Di Giovanni, poi cambia tutto, Matranga di prima, non si capiscono i due, poi Fiore allarga per Di Giovanni che in vantaggio può arrivarci. Di Giovanni sterzata molto bene, poi vuole nascondere il pallone, va giù, poi chiede comunque scusa, poi testa Maietta che sale in cielo, Martino saggiamente non vuole rischiare, va lui con la suola, Martino, poi passa Di Giovanni che non ci arriva. Non era una brutta palla, forse leggermente troppo sull'esterno, però grande idea di Martino. Arbitro è finita! Vai Samu! Manno, Manno si autolancia sulla fascia destra, è molto veloce qui il numero 4, uno scanto da centrometrista per Manno, viene però chiuso da Fiore dopo aver staccato sulla velocità la Rosa. Poi Scalisi lotta in attacco, commette anche fallo, intervento irregolare su Viola che conquista calcio di punizione, conquista anche qualche secondo in più per recuperare fiato.
Adesso si è rialzato anche Scalisi. Sarà però calcio di punizione con la battuta per l'Athletic con Antona su Fiore. C'è Corsino al centro, Antona. Anche per lui un buon ingresso oggi. Poi cerca la sponda di Caruso con la spalla addirittura per Di Giovanni che guarda la porta, prova a provarci. Di Giovanni prende sulla schiena però sottile, poi fuori gioco. Non è d'accordo Caruso. Minuto 84 di gioco. Cavedoni si è spostato sulla sinistra adesso. Porcelli. Palla su Matranga che la controlla. Mannu. Sottile. Argento. Mannu. Poi cambia tutto per Matranga che calcia da fuori. E più di un brivido adesso per l'Athletic Club Palermo, minuto 85, mancano 5 più recupero, ma che ancora sembra che ci sia tantissimo da giocare. Vediamo quanto saranno i minuti di recupero. Noi possiamo ipotizzare probabilmente 7-8 minuti di recupero, che all'introduzione sono state veramente tante. Devo sbaglia la rosa. Di testa all'allunga, poi Matranga dentro la rigore, Matranga cerca i compagni a rimorchio, chiude invece Corsino molto bene, si riparte con l'azione in attacco, cercare Caruso, poi la tocca Argento. Tempo sta entrando anche Billeci, vediamo al posto di chi. Dovrebbe uscire Viola se non abbiamo sentito male, perché siamo sotto la postazione dell'Athletic e sembrerebbe essere lui indirizzato ad uscire con la fascia capitano che probabilmente farà il suo terzo trasferimento. Forse andrà su Martino, vediamo se indoviniamo anche questo. Tanto Cavedoni cerca Zummo, sempre magia del numero 11. Zummo guarda la porta, ancora le finte, Zummo salta tutti, Zummo ancora con il sinistro, però anche un tunnel, poi non riesce a passare, poi lotta nuovamente contro 4 avversari e Maietta mette una pezza, poi Di Giovanni l'ultimo tocco e di Porcelli, dunque rimessa laterale. Però che azione ancora di Zummo, che è veramente un giocatore molto interessante. Maietta, Caruso tiene tutti i palloni, poi si appoggia su Corsino che vuole la finta, viene fermato da Cavedoni, allontana invece Zummo cambiando delle parti però di nessun compagno perché c'è soltanto la rosa che fa buona guardia tornando dietro. Dunque 87 minuti di gioco, mancano 3 minuti più tutto il recupero. Antona, il rilancio per Caruso, palla perfetta e poi l'intervento di Argento provvidenziale per negare il controllo al suo avversario. Nel frattempo Villeci è pronto ad entrare, esce Pietro Viola con la maglia numero 8, grande partita ancora per il centrocampista che si meriterà sicuramente tanti applausi. Adesso sta dando la fascia da capitano a Martino, infatti la concede proprio al numero 5 e adesso dunque il cambio, fuori Viola, dentro Villeci. Sentiamo sicuramente gli applausi che il pubblico regalerà al numero 8 che come sempre è uno dei protagonisti in campo, recupera tanti palloni, lotta su tutti e non molla mai un centimetro. Viola qui esce dagli applausi. Minuto 88 di gioco, ormai il gioco è fermo da 1 minuto e dunque il recupero aumenta ancora. Calcio d'angolo Di Giovanni, entra sull'area di rigore, poi fuoriesce in mezzo a 3. Di Giovanni, scivolata rischiosa da parte di Cavedoni, che qui è partito veramente tanto. Poi Martino lo sgambetta, calcio di punizione, fallo di Samuele Martino, va a chiedere scusa comunque al suo avversario e dunque calcio di punizione.
Dunque Di Giovanni agirà come è un 5-3-1 adesso, con Di Giovanni in mezzo alla destra, a sinistra Billeci e al centro invece Corsino, con il solo Caruso lasciato lì davanti a lottare come un ariete, ma è un lavoro che sa fare molto molto bene. Guarda, il 3-1 per lui. Gioco che viene allargato adesso dalle parti di Porcelli con l'esterno. Zummo, conclusione con il destro. La prende male però il numero 11, che ha provato questo tiro, ma era molto difficile. Calma! Siamo entrati adesso al minuto 89 di gioco con la rosa che si appoggia su Antona. Palla lunga a cercare la testa di Maietta, chiude invece il San Giorgio Piano. Adesso ci aspettiamo soltanto i minuti di recupero perché siamo entrati ormai al 90esimo, mancano 20 secondi infatti. Di Giovanni, gancio delizioso, la porta sull'esterno, vuole tenere lì il pallone, poi lotta con Cavedonia che è molto bravo qui a rubargli il pallone. Sono 5 minuti di recupero, forse ce ne aspettavamo anche qualcuno in più. Sono 5 minuti dunque fino al 95esimo questa partita tra Teddy Club Palermo e San Giorgio Piana con il risultato di 3-1, ma siamo sicuri che ci state seguendo fin dal primo minuto. Una gara meravigliosa per i padroni di casa. Manno di testa ancora giganteggia Fiore, poi Caruso si gira molto bene, Caruso si autolancia da solo, è molto veloce Caruso, serve il compagno, poi Billeci, palla di ritorno, Billeci con la conclusione, forse deviata, vediamo, deviata, calcio d'angolo. Mancano 4 minuti adesso perché sono stati 5 quelli decisi dal direttore di gara. Va Billeci sul punto di battuta, sarà dunque corner, ma rimangono quasi tutti giù, sono 4 infatti in fase difensiva. Billeci cerca il traversone in mezzo, allontana Scalisi, poi la palla rimane ancora lì con Martino che la controlla con la testa, la porta verso l'esterno, la vuole difendere, Martino cerca il cross, fermato dall'altro capitano Manno, calcio d'angolo, ancora minuti che mancano, che sono soltanto 3 e mezzo, per essere più corretti. Nel frattempo sul punto di battuta ci sta andando con tanta tranquillità Rocco Billeci, non ha fretta di battere e credo che abbia anche ragione. Cioè vicino a lui Caruso, potrebbe servire proprio il compagno per farlo imbucare dentro la di rigore, ma vediamo se ci sarà sta imbucata o no. Caruso poi fa sbattere il pallone su Manno che è molto arrabbiato. Ancora rimessa laterale, perde tutto il tempo possibile, in questo caso Maietta che vede vicino a lui Martino, adesso forse un po' troppo tempo perso per l'Athletic, che si appoggia con Billeci, fa una buona guardia, si appoggia anche lui. Maietta, le finte con il destro, poi Manno lotta, va giù Maietta, rimessa dal fondo, dunque non ne trova nemmeno l'ultimo tocco qui Maietta e si riparte con Di Giovanni che invece giocherà come largo a destra. Maietta invece adesso prende il suo posto, quindi Martino con il colpo di testa, poi Matranga, Cavedonia, poi fallo forse di Billeci, si continua, Rosa non trova il pallone, non trova nemmeno l'uomo fortunatamente perché era un intervento molto scomposto. Poi Porcelli cerca di alzare questo pallone di testa ancora una volta, Antona che chiude, poi cerca una conclusione Cavedonia, ci pensa un attimo, poi la batte Matranga, allarga ancora sul compagno numero 8, ha avuto lui l'occasione del calcio di rigore non sfruttata però.
Adesso Zummo la controlla, si appoggia centrale, ma Corsino ancora una volta super, adesso si autolancia Corsino, poi molto deciso, sottile, è rimasto giù Corsino che accusa un colpo, poi Zummo continua, vuole rientrare di Giovanni, affonda il tackle molto bene. Non si fanno questi qua. Lo devi buttare fuori. Numero 11 e scendere sul corretto fuori. Sarà quindi rimessa laterale con Sottile che va su Argento, che poi con grandissima sportività restituisce il pallone. Mancano soltanto 60 secondi, poi potrà essere festa per la TD Club Palermo, che avvicina al colpaccio contro la capolista con il risultato di 3-1, una partita sontuosa della squadra di casa con un super Alessi in grande spolvero, ma chiaramente diciamo uno su tutti, ma credo che un po' tutti siano stati incredibili quest'oggi, partendo proprio dal portiere Di Martino che va lungo col sinistro. Maglietta di testa di Giovanni, la controlla male, ma mancano soltanto 30 secondi adesso. Poi si potrà festeggiare per gli uomini di casa, il pubblico qui presente, come sempre molto caldo e unito alla squadra. Manno è l'ultima azione, palla lunghissima di Manno direttamente dalle parti di Di Martino che va giù, e probabilmente con questo rilancio termineranno anche i 90 minuti di questa partita, perché siamo al 95 adesso. Arriva anche il triplice fischio e vittoria per la TD Club Palermo, che sta alla quota 26 punti in classifica e si avvicina sempre di più al primo posto, proprio difeso dal San Giorgio Piana, che è fermo invece a quota 28. Una partita incredibile per i padroni di casa, che hanno vinto con grande merito questo match contro la capolista, che si ferma quest'oggi. Aveva vinto 5 su 5 in trasferta, ma si deve fermare a questo dato statistico, mentre invece sale la TD Club Palermo, che ne aveva vinte 4 su 4 in casa, adesso invece fa 5 su 5, dunque raggiunge in questa statistica, chiaramente intesa come dentro casa l'Atletica e fuori casa chiaramente il San Giorgio Piana, il risultato di 5 su 5. Nel frattempo sale a quota 26 punti la squadra di casa, che dunque adesso andrà a affrontare la prossima settimana la Parma. Vale intanto qui la ola rincorsa verso il pubblico da parte della TD Club Palermo, che vince questa partita. Poi sicuramente telecamere su Alessi, che ha fatto una grande prestazione. Intanto noi vi ringraziamo per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Genduso di Sportissimo è tutto, vi ringrazio e alla prossima.